Well, you can tell by the way I use my walk. I'm a woman's man, no time to talk. Music loud, women walk, being kicked around since I was. Ciao a tutti ragazzi e bentornati all'interno di una nuova partita in Shogun 2 Total War. Quest'oggi ci ritroviamo in multiplayer in compagnia di... Saburo 24. e ci ritroviamo davanti a due avversari abbastanza forti. Adesso posizioniamo il nostro Esatto. esercitino. 4 unità di fanteria di linea in prima posizione, seguite dalle 3 cavallerie conigliari, sono ovviamente potenziate nelle retrovie, e il generale ovviamente fuciliere. Tu Ciro hai scelto 3 unità di cavalleria? Sì, una è cavalleria della guardia dello Shogun. Sono dei fucilieri a cavallo. Sì. Però hanno anche... Dalla parte sua? No, 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 dicevo tu hai dei fucilieri a cavallo. E hanno pure... No, no, io no. Come no? Ah, ok. No, Allora... La cavalleria della Guardia guardia dello dello Shogun, Shogun ho detto. sono delle unità Certo. che incidono le altre cavallerie. Sì, sarebbero come delle grandi guardie leggermente inferiori, ma di poco. Morale. Tanto quello del corpo a corpo non è che serva più di tanto. Ok. Avanziamo. Ah, sì. Gli avversari si sono già posizionati nelle loro colline. Un avversario ha i cannoni. Cannoni Armstrong già posizionati sulla collinetta. Quindi l'unica opzione è correre. Ah, i cannoni Armstrong? Cannoni Armstrong abbastanza potenziati, vediamo. Merda. Anzi no, sono dei cannoni appena reclutati, sono senza nessun potenziamento. Sì, per non spendere molto. Mm, Ma il tuo? il mio sì. Il tuo invece no. Ah, meno male. Ha solo delle unità di A fanteria quanto pare. di linea. Vediamo un po'. Speriamo. Il mio avversario ha delle unità davvero Comunque il mio molto... sicuramente Vediamo. avrà dei Gatling. Sta camperato. Andiamo a prendere sti doji, dai. Ecco le cannonate che arrivano. Intanto il mio nemico ha un'unità di fanteria di marina con 150 di portata, quindi sono dei veri e propri cecchini. Diverse unità di fanteria orso nero, veramente uppata. Troviamo un notevole vantaggio. E anche delle unità di marines americani. Vediamo un po'. Dispone della cavalleria, ovviamente sarà nascosta all'interno di queste foreste. Avanziamo e vediamo di stare fermi. Conquistiamo questo spiazzo, perché a quanto pare con questi problemi che ci sono con il terreno è meglio raggiungere la posizione più elevata possibile. No Ciro? Sì, non solo elevata, anche la posizione, diciamo, migliore, insomma, no? In questo caso c'è la collinetta, quindi essere qua su è migliore. Andiamo. Ecco il nemico che continua a far fuoco alla cavalleria, e per questo attiviamo la formazione allargata in modo tale da ridurre le perdite a un eventuale Esatto. fuoco di Io copertura. due doji sto conquistando. Se conquisti anche il tuo, Sì, io sto prendendo la bottega. dovremmo aver vinto entro 10 minuti e quindi li costringiamo ad avanzare per forza, perché lì non possono camperare. Qualsiasi cosa abbiano non potranno utilizzarla nascosta nel bosco, perché devono per forza avanzare, insomma. Già. Poi, visto proprio perché hanno le katane, mi posso anche difendere bene perché ho preso l'attacco corpo a corpo, quindi Buono, buono. meno male. Vediamo, io la Sta cavalleria la avanzando un tengo po' lui. dietro le mie unità. Anche le tue ce l'hanno. Perché se manda le katane in avanti, io le mando direttamente le cavallerie per bloccarli. Il generale lo nascondiamo nel boschetto per evitare qualche cannonata spiacevole. Ovviamente il mio generale ha 150 di portata, è l'unico cecchino della zona. Ecco le cavallerie nemiche. Sono due cavallerie conigliari abbastanza potenziate, sono di livello 8 e quindi 24 di attacco corpo a corpo rispettivamente. Attenzione, il generale... Attenzione perché le tue unità si stanno prendendo i Ho colpi visto, del torniamo mio indietro, avversario. torniamo indietro, perché ovviamente ti conviene. il nemico dispone di 150 di portata e quindi i marines americani hanno un vantaggio sulle mie unità, quindi corriamo indietro. Torniamo, abbiamo perso solo qualche uomo, non perdite significative. Avanti. Infatti, finché non è significativa. Il generale facciamo Merda, perché tornare. quello mi sta sparando? 150 di portata. Merda, 150. La fanteria orso nero. Non me ne L'asso sono nella accorto. manica. Porca puttana. Porca puttana Eva. Anche io ho perso. Qua devo intervenire con la cavalleria.
Devo intervenire. Come hai perso? No, ho perso qualche unità Cazzo, mo anch'io in abbiamo questa iniziato. maniera. Stava a dire. Mo abbiamo iniziato. No, ho detto ho perso qualche unità anch'io in questa maniera. Sì, 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 adesso ho capito, ma all'inizio mi sono preoccupato Sì, perché, capito, no? Mannaggia che qua c'è... Ah, possiamo utilizzare le cavallerie. Posso fare il giro con le cavallerie. Però è rischioso perché c'è questo lago qui e quindi è più difficile farle passare. Qua ci sono le acque profonde. Ecco, attenzione che sta avvenendo un'unità di fucilieri verso di te. Sì, sì, visto. Bene, bene. Ecco le cavallerie nemiche che si avvicinano verso le mie. Tanto queste unità stanno subendo delle cannonate, però non posso avanzare. Vediamo un po'. Adesso sì. Ok. Posso darti una mano, Ciro? Avanziamo con queste unità. Sì. Benissimo. Sto perdendo un bel paio di unità, porco. Ho fatto una mossa stupida. Peccato che sono pure d'elite. Però l'ha persa anche lui, cazzo. Minchia se l'ha persa. Ecco una Guarda di cavalleria. quante Che ne sta cos'è? Ah, perdendo il generale. Vediamo il generale, sì. Sta iniziando a sparare, maledetto. Portiamo anche il nostro qua vicino. Bene, bene. Forza. Le cavallerie in avanti. Vediamo se possiamo iniziare questo scontro a fuoco. Dai, il generale spara. Bella, pure il mio generale si sta mettendo a sparare. Maledizione. Io gli ho distrutto l'unità di Marines americani. Que- Dai che mancano 7 minuti e abbiamo vinto. Questo può essere un vantaggio. Sì, magari fallo avanzare te perché comunque abbiamo i doji noi, quindi Però ci dobbiamo sono i soltanto cannoni qua. un po' Maledetti, mi hanno camperare. ammazzato 100 uomini. Generale Ancora. in questa posizione in modo tale da far fuoco. Le cavallerie un po' più indietro. Eccole che stanno scendendo delle unità. Attiviamo il nostro fuoco di copertura. Avanziamo. Avanziamo anche con queste unità per raggirare il nemico. Queste altre unità in aiuto. Il generale attiviamo la modalità chiamata raccolta. Benissimo. Attenzione alle tue unità, quelle verdi. Sì. Andiamo indietro con il generale. Avanziamo con le cavallerie. Forza. Avanti generalino qui. 3 unità ci sono rimaste, ragazzi. Ecco le cavallerie del nemico che arrivano direttamente verso le nostre unità. Attacchiamo, chiudiamo la formazione. Andiamo qualche altra cavalleria in aiuto. Col generale andiamo a beccare le katane. Anzi no, col generale colpiamo questa dannata fanteria di marina. Avanti dobbiamo. Attenzione alle katane, ti sto aiutando con una... Lo so perché ce l'ho proprio sto di dietro. aiutando, Forza ragazzi, continuate. Io lo sto maciullando questo. Stanno arrivando, le mie unità di cavalleria. maledizione, Attenzione, forza. tranquillo. Vediamo se riesco a resistere. Sono vediamo se arrivate. riesco. Minchia, hanno il banzai queste. Ce l'abbiamo fatta. Avanzo verso queste ultime unità. Oh, io il mio l'ho battuto. Ok, anche io ce la sto facendo. Devo inviare solo qualche altra unità. Dobbiamo colpire direttamente le unità di fanteria perché mi stanno maciullando. I vostri uomini sono in fuga, Sì, mi signore! sto girando le mie, così ti aiutano. Vediamo se possiamo andare. Solo che mi sta a sparare con i cannoni, quello stronzone. Più unità riusciamo a distruggere, ragazzi, meglio è, quindi dai. Ecco qualche cavalleria che è riuscita ad arrivare. Vediamo se riusciamo a mettere in fuga tutto. Impegniamo queste unità al fuoco. Ecco qua. Mandiamo via queste unità di fucilieri. 4 minuti, 5 minuti abbiamo vinto. Dai, dai. Ecco i 2 fucilieri. Meno male. Ci sono però i fucilieri nel bosco che rompono le scatole. Morti. Abbiamo perso un'intera unità. Dobbiamo ritirarci. Ritiriamoci. Aspettiamo le unità di Saburo. Correte. Le porto verso di te.
Hanno 150 quelle? No. Abbiamo un vantaggio Avanti, allora. avanti, abbiamo il generale, corriamo. Forza Ciro. Sì, sì, qua ha vinto. Questa unità è importante buttarla giù. Perché? Perché è molto vicina alle mie unità. 125. Ok. No, no, ma si sta ritirando. Avanza, avanza pure te, Ora avanza pure mi te. sono rifugiato nel... Tanto, tanto a pochi minuti, Mhm. Bella partita, mamma mia. 35 uomini mi sono rimasti. Sì, sì, cerca di dargli solo fastidio, te. Andiamo. Aspetto che tu entri in Tanto, contatto a può fuoco. tanto può scappare dove... Sì, sì, può scappare dove cazzo gli pare. Tanto abbiamo praticamente stravinto. Mi vuole ammazzare la cavalleria lo stronzone. Visto. Vabbè, ho il generale con 150 di portata. Adesso non col gliela generale faccio posso prendere. colpire le sue unità. E casomai va, avanzano, va, pure gli gli sto spari sparando qualche direttamente. Eccole, eccole che stanno avanzando. Sì. Torniamo indietro col generale. Adesso entrerà a fuoco. A portata, anzi. Eccolo qui. Adesso che entra lo sbombardiamo, anzi, con il nostro fuoco di soppressione, ragazzi, in modo tale da cacciarlo il più velocemente possibile. Il nostro generale lo rigiriamo in modo tale da far Dai, fuoco. vinto. Non ho manco fatto chiamata raccolta, la facciamo. Avanti. La vittoria è Guarda le mie unità da Già. sopra. Guarda quelle. Mo lo dovrebbe Ecco un'ondata di sfracellare. pallottole che investe l'avversario. Ma ragazzi, erano molto più forti di noi, Ma molto più forti. Infatti era uno argento, noi ancora bronzo, e l'altro addirittura livello 10 bronzo, e l'altro argento. Quindi veramente forti rispetto a I noi sulla cannoni carta. Armstrong Invece abbiamo stravinto. hanno distrutto 121 unità inoltre. Cioè una buona parte di un'unità. Sì, ma poi alla fine, vedi, non è che sono servite più di tanto. Bellissima partita, complimenti. Una vittoria a caro Edward. prezzo. Veramente bella, vittoria a caro prezzo, però abbiamo vinto. Io avevo ancora 3 unità sane, più altre 2 d'elite che sparavano, il generale e una cavalleria, quindi tanto a caro prezzo proprio non era. Comunque però, gli sì, è avversari, stata sofferta, l'avversario anzi che avevo di fronte aveva un esercito molto più numeroso del mio. Avevo solo 4 unità di fanteria di linea. Sì, aveva E anche i i cannoni. cannoni. C'è anche da dire un'altra cosa, che non soltanto questa era una buona mappa per i cannoni, quindi infatti si è visto e Piena abbiamo di ucciso un colline. casino. Ma però c'è da dire una cosa a nostro favore, che abbiamo dominato la mappa, l'abbiamo conquistato tutti i dogi, abbiamo tenuto il controllo della mappa, non sono dovuti avanzare loro, cioè abbiamo veramente giocato di tattica. Spero che il video vi sia piaciuto, Votate e ragazzi. commentate. Ciao a no? tutti. Ciao a tutti ragazzi.